Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Loreo. Siamo alla 797esima fiera di Loreo di San Michele, la terza fiera più antica del Veneto, e cerchiamo di capire attraverso i protagonisti, il sindaco, il presidente della Proloco e quant'altri, il perché che questa fiera è ancora così importante in tutto il territorio polesano. Buonasera a voi, grazie a te. È successo, anche se devo comunque, tirando le fila dell'ultimo giorno che oggi è il 29, che è San Michele, un po' meno gente rispetto al 19 e 18, lasciamo stare il 2020, un po' di meno affluenza c'è, sempre per il discorso della sicurezza, sempre per il discorso dell'attenzione alla sicurezza sociale per quanto riguarda l'emergenza Covid. Detto questo, l'alchimia che fa funzionare questo evento è la messa insieme, il mettere insieme cultura, storia e soprattutto tutto quello che vuole la nostra cittadinanza attraverso quello che può essere la conoscenza di quello che è, per esempio in questo momento si sta presentando un libro sulla storia del Polesine, l'altra sera si è fatta un'altra presentazione di storia e di cultura di questo territorio. La gente vuole anche ritrovare in questa occasione, in questo evento, vuole trovare tutto quello che è nella loro generazione su generazione, nella loro storia territoriale. Questo li accumula, li fa stare insieme e assolutamente può essere un valore aggiunto oltre quello che è la fiera, che sono le giostre, che sono le bancarelle, che sono lo stare insieme, lo star bene insieme, di vivere un giorno come questo per poi chiudere al culmine con i fuochi d'artificio e così via. Però io credo che l'alchimia giusta sia cultura e manifestazione. Ecco, l'abbiamo sottolineato anche prima, è la città che più ha i segni di una venezianità importante. Però questo orgoglio di essere stata molto importante, ricordiamo che contendeva ad Adria nel momento del taglio di Portoviro l'importanza di questo territorio, però negli abitanti di Loreo c'è questo orgoglio, o sbaglio? Assolutamente sì, lo si vede camminando in mezzo alla gente, parlando di noi luriani come si suol dire, ma che però noi abbiamo quella tradizione, quella striscia che è stata un po' il dominio della Serenissima, che in Loreo rappresentava il baluardo e la roccaforte verso i papi, verso quello che è, come diceva lei poc'anzi, verso il discorso del papato di Adria, e quindi anche un po' la contrapposizione, un po' la competizione sociale sotto un punto di vista anche di, come posso dire, di difesa di un territorio, quindi orgoglio alla storia veneziana, al massimo della cultura della Serenissima, e un orgoglio storico che ha quasi 1000 anni. Il presidente della Proloco da 8 anni, Diego Siviero. Allora, che bella fiera, naturalmente ogni anno, saltando il 2020 purtroppo per il Covid, però è una di quelle fiere che è tra le più seguite in assoluto. Qual è l'alchimia per fare una fiera così di successo? Le persone la sentono sempre dentro, è una fiera veramente che si sente nel cuore, la gente è molto sensibile e sentono la fiera di Loreo come un appuntamento annuale molto importante, e questo lo si vede, insomma, ecco, dalle persone che vengono, dalla gente. E comunque la 797esima è la terza più antica del Veneto, dalle ultime ricerche fatte, insomma. Decisamente un bel traguardo. Allora, lei nel primo post che ha fatto ha detto una fiera che è un po' a scartamento ridotto, però ciò nonostante è musica e fuochi, ma poi la sorpresa e la novità del risotto del Dogi, ce la vuoi spiegare? Risotto del Podestà, che praticamente dalle ricerche storiche in archivi di Stato che sono state fatte è risultato che il primo riso arrivato in pianura padana è stato coltivato dalla famiglia Grimani proprio qui in zona Grimana a Loreo. Quindi da questa ricerca abbiamo detto il risotto del Podestà, perché in questo periodo, diciamo, c'erano anche la zucca e le noci, quindi abbiamo fatto il risotto del Podestà con zucca e noci,
come tipico della fiera di Loreo e lo portiamo avanti, ecco, in queste nostre fiere. Visto che lei rappresenta anche l'istituzione turistica di questa città, vi consigliamo di venirla a vedere, bella città, bella fiera, bella gente e bravo il presidente che da 8 anni fa di questa fiera un fiore polesano. Grazie veramente di cuore, ma vorrei ringraziare tutti i volontari che veramente sono parecchi, che mi danno una mano alla Proloco per far sì che avvenga tutto questo. Quindi veramente un grazie di cuore ai volontari, che in paese a Loreo ce ne sono molti, insomma, e quindi vorrei ringraziarli di cuore grazie al loro lavoro e al loro tempo che dedicano, togliendo tempo alle famiglie.